Professor Carlo Cottarelli, lei questa sera è a Pieve di Soligo, che assieme alla Marca Trevigiana e a tutta la Regione Veneto è una delle locomotive che traina l'economia italiana. Ecco, come vede questo settore in Veneto nei prossimi 20 anni? Io credo che, vediamo il contesto italiano prima di tutto, l'Italia dopo il Covid sta andando abbastanza bene, nel senso che non siamo più il fanalino di coda d'Europa. Però dobbiamo ricordarci che questo avviene in un contesto in cui abbiamo ricevuto e stiamo ancora ricevendo un mucchio di soldi dalle istituzioni europee, prima la Banca Centrale Europea, adesso l'Unione Europea col Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Dal 2026 in poi torniamo a non avere più questo afflusso di fondi e allora bisognerà vedere come va. Poi quest'area deve essere appunto vista in questo contesto generale, però la questione è appunto più generale di quest'area soltanto. Regione quella veneta che però sta chiedendo a gran voce l'autonomia, ecco, come si potrebbe inserire nel contesto nazionale? Cosa fa l'autonomia? Riduce il grado di solidarietà tra regioni, nel senso che un po' più di soldi che si generano in una certa regione rimangono in quella regione. A questo punto se una regione fa meglio o fa peggio dipende da quanto cresce. Se una regione, una volta che è introdotta l'autonomia, da lì in poi cresce più rapidamente delle altre, a questo punto riesce a tenere un po' più di soldi di quanto terrebbe alternativamente. Se invece quella regione, poi succede anche al Veneto di cresce meno rapidamente, allora c'è uno svantaggio con l'autonomia. Se il Veneto pensa di poter crescere più rapidamente ha un vantaggio con l'autonomia. Professore, lei nel suo ultimo libro porta i lettori all'interno del palazzo. Che viaggio li aspetta? No, il viaggio che si aspetta non lo so, è la situazione attuale che però non è un granché. Noi adesso abbiamo un Parlamento che in buona parte è svuotato, secondo me sarebbe svuotato ancora di più se andiamo al presidenzialismo. A me questa cosa preoccupa un po' perché con il presidenzialismo si accenterebbero ancora di più i poteri nelle mani dell'esecutivo rispetto al potere legislativo. Quando le cose sono troppo accentrate in poche mani si corre il rischio che chi ha il potere faccia qualche errore, qualche stupidaggine, a parte le questioni di democrazia eccetera, ma proprio una questione di qualcuno si monta la testa di solito se ha troppo potere, questo mi preoccupa un po'. In questo ultimo periodo lei è impegnato con i giovani grazie al progetto PESES, ecco, come rispondono le scuole e come rispondono le nuove generazioni? La risposta delle scuole è stata anche troppo buona perché abbiamo avuto troppe domande, abbiamo avuto 260 scuole che hanno fatto domande di partecipare, riusciremo a visitarne 160-170. Devo dire che purtroppo, visto il numero di domande che abbiamo ricevuto dal Veneto, il Veneto è una regione dove percentualmente copriamo meno domande, ma non perché siamo andati in meno posti, semplicemente che abbiamo dal Veneto ricevuto una marea di domande. Per quanto riguarda i giovani, ma devo dire la risposta è molto buona, io parlo mezz'ora, io e anche gli altri 50 personaggi che partecipano in questa cosa, io parlo per mezz'ora e poi c'è un'ora di interazione con i giovani e sono sempre riuscito ad arrivare all'ora, ci vorrebbero anche 2 ore per rispondere a tutte le domande, quindi grande interesse.